Poco più di 3.000 i trevigiani under 60 che attendono il richiamo dopo aver ricevuto la dose di AstraZeneca prima che la regione decidesse lo stop. Ora potrebbero ricevere la seconda dose con Pfizer o Moderna secondo le indicazioni del CTS. Mondi ingressi nella superstrada pedemontana veneta. Zaia dice: se continua questo trend potremmo pensare di rimettere mano alle tariffe. Inaugurata l'elettrificazione della tratta ferroviaria Conegliano-Belluno, presto anche Feltre-Montebelluna, e la settimana prossima la regione deciderà il percorso del treno delle Dolomiti per collegare Cortina a Venezia. Violento nubifragio si abbatte nel pomeriggio sull'Alta Marca, interessando soprattutto l'area di Fara di Soligo, grandine e raffiche di vento. A Col San Martino un albero crolla sulla carreggiata. Ladri messi in fuga dalle urla di una 72enne che si è trovata faccia a faccia con due uomini nella sua abitazione. È successo a Carbonere, malviventi identificati e denunciati. Domattina a Visnadello di Spresiano i funerali di Bruna Mariotto, la cinquantenne uccisa dal suocero che si è poi tolto la vita. Lunedì invece la cerimonia funebre per il suo assassino Lino Baseotto. La comunità di Crocetta del Montello sconvolta dopo il gesto estremo di Isabella Bandiera. La donna accusata di aver dilapidato il patrimonio della madre ha vinto la solitudine. Non giudichiamo, dice il sindaco. Anche il San Biagio di Callalta, nella cui chiesa è costituita una reliquia, si prepara a celebrare Sant'Antonio con diversi momenti di preghiera. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso dunque si apre tornando a parlare di vaccini, del caso AstraZeneca, perché sono poco più di 3.300 circa i trevigiani under 60 che attendono il richiamo dopo aver ricevuto la dose di AstraZeneca prima che la regione, lo ricordate, decidesse lo stop seguendo le indicazioni di AIFA quando scoppiarono i primi casi, quando ci furono anche i primi stop di forniture. La decisione arrivò in aprile, ma c'erano diverse persone che erano state vaccinate con AstraZeneca, anche under 60. Poco più di 3.000 attendono il richiamo e adesso queste persone potrebbero ricevere la seconda dose con Pfizer o con Moderna. Almeno questa è l'indicazione espressa nel pomeriggio dal Comitato Tecnico Scientifico. AstraZeneca si utilizzerà solo per gli over 60. Noi attualmente abbiamo una platea ancora da vaccinare di circa 3 milioni e mezzo di over 60. Dobbiamo effettuare la seconda dose, che sarà con AstraZeneca solo per over 60, ancora circa 3 milioni e 900 mila. Per il resto faremo vaccinazione eterologa, quindi per le seconde dosi da fare sotto gli over 60 con vaccini mRNA. Arrivano poco dopo le 16 durante la conferenza stampa del ministro Speranza con il commissario straordinario Figliuolo, il coordinatore del CTS Locatelli e il portavoce del CTS Brusaferro le nuove indicazioni relative alla somministrazione del vaccino AstraZeneca. Per le prime dosi sarà utilizzato solo per gli over 60, in caso di seconde dosi per gli under 60 saranno inoculati Moderna e Pfizer. Questa decisione, ha spiegato il commissario Figliuolo, avrà qualche impatto sul piano vaccinale, ma sono sicuro, ha aggiunto, che tra luglio e agosto riusciremo a mitigarlo. Intanto nella Marca sono 17.000 i trevigiani over 60 che hanno ricevuto come prima dose AstraZeneca. Mancano circa 20.000 richiami. Per quanto riguarda invece gli under 60, restano da fare 3.393 richiami. L'ULSS 2 ora attende indicazioni dalla Regione alla luce del pronunciamento del CTS. Sul fronte contagi, poi, nei centri per anziani, disabili, minori e dipendenze dell'ULSS 2 non si registrano positività al Covid. Ospiti e personale tutti negativi, una situazione che non si era mai verificata prima, ha spiegato il direttore generale Francesco Benazzi, facendo il punto sulla situazione. Nei consueti screening all'interno degli ospedali sono invece emerse 4 positività tra il personale sanitario. Si tratta di un infermiere e 3 OSS, tutti non vaccinati. Per quanto riguarda l'incidenza, siamo a 16 casi ogni 100.000 abitanti. Ultima considerazione riguarda uno dei protagonisti di questi mesi di lotta al Covid, il direttore della microbiologia di Treviso, Roberto Rigoli, da oggi, dopo il parere favorevole espresso dalla conferenza dei sindaci, alla guida dei servizi sociali dell'USL 2, a sostituirlo al momento alla direzione della microbiologia la dottoressa Elisa Vianna. Andando proprio sul fronte AstraZeneca, Zaia oggi ha ribadito: rivendichiamo la scelta da tempo di non vaccinare gli under 60 con AstraZeneca. Lo ha detto proprio oggi, nelle ore anche in cui fa discutere il caso della 18enne genovese morta dopo la dose di AstraZeneca. Rivendichiamo
la scelta, anzi la rivendico personalmente, di aver fatto la scelta di non vaccinare gli under 60, cioè chi ha meno di 60 anni, con i vaccini a vettore virale, con gli adenovirus, quindi AstraZeneca e Johnson & Johnson. Sono vaccini che funzionano, non c'è nulla da dire, ma se AIFA mi dice che è raccomandato, anzi fortemente raccomandato sopra i 60 anni, in Veneto si fa così, punto. La posizione è chiara e viene ribadita a Belluno nelle ore in cui l'Italia si interroga sulla morte di Camilla, la giovane ligure deceduta dopo aver ricevuto la vaccinazione con AstraZeneca. La studentessa 18enne emerso oggi aveva una malattia autoimmune per la quale assumeva una doppia terapia ormonale e questo potrebbe aver influito sul precipitare degli eventi. Fatto sta che per il vaccino AstraZeneca è l'ennesima tegola in termini reputazionali, con il CTS che nel pomeriggio ne ha di nuovo raccomandato l'uso per gli over 60. Non solo, si raccomanda la seconda dose di Pfizer o Moderna anche a tutti quegli under 60 che in una prima fase avevano fatto AstraZeneca quando ancora era consigliato per i più giovani. La campagna vaccinale comunque va avanti, soprattutto in Veneto, con Zaia che aggiorna numeri e tempistica. Noi abbiamo inoculato 3 milioni e mezzo di vaccini ad oggi, chiuso cicli per 1.100.000 persone, quindi quei 2 cicli. Stiamo vaccinando, finiremo il giro verosimilmente ad agosto. Zaia torna anche sulla questione sempre calda vista la recente costituzione di una commissione d'inchiesta dell'uso dei test rapidi nella seconda fase della pandemia. Siamo arrivati a 6.000 contagiati al giorno, oggi ne abbiamo 80, 6.000 contagiati al giorno e siamo arrivati a 72.000 tamponi. Se avessimo dovuto fare solo i tamponi molecolari, il potenziale del Veneto, al di là che si possano avere tanti fenomeni che sa tutto, non è più di 25.000-26.000 tamponi al giorno. Vuol dire che io avrei dovuto negare comunque il test a almeno 50.000 persone. Resi noti invece i dati del monitoraggio da parte della Regione sulle case di riposo, la stragrande maggioranza, 322 su 335, hanno predisposto il piano organizzativo delle visite, le altre rischiano un richiamo come annunciato dall'assessore Lanzarina. Attualmente nelle RSA del Veneto su oltre 27.000 ospiti restano soltanto 9 positivi, 12 tra gli operatori. È stata una giornata intensa quella del governatore Zaia, l'abbiamo seguita in diretta questa mattina dalle 9:15 perché è partito il viaggio inaugurale del presidente appunto del Veneto lungo la linea ferroviaria Conegliano-Belluno, da oggi elettrificata, operativa. È stato il punto anche per fare il punto della questione sull'altra linea bellunese, la Feltre-Montebelluna, e poi anche sul treno delle Dolomiti. E Zaia che ha anche commentato il boom di transiti nei tratti già aperti della Pedemontana, annunciando novità sui pedaggi. La partenza dunque sul tema della Pedemontana e poi la linea elettrificata Conegliano-Belluno. 17.000 veicoli al giorno non sono pochi, al di sopra di ogni più rosea aspettativa. Per un'autostrada che ancora non è incompleta, mancano 30 km. Quando sarà completato ho l'impressione che sarà molto più utilizzata. Questo ci permette di dire che il pedaggio va alla Regione e che la Regione in base ai pedaggi poi metterà a mano anche le tariffe. Pedemontana, già si inizia a parlare di abbassamento delle tariffe e il Presidente del Veneto lo fa guardando i dati sui transiti dei primi 15 giorni dall'apertura del secondo tratto Bassano-Montebelluna. Perché se ci saranno ovviamente pedaggi in esubero, definiamoli così, abbondanti, li utilizzeremo per limare le tariffe. Buone notizie dunque nel giorno in cui il Presidente ha inaugurato l'elettrificazione del tratto ferroviario da Conegliano a Belluno, un intervento che permette di collegare la montagna direttamente con Venezia senza dover scendere dai treni per cambio motrice da elettrica a diesel. E già a questo tratto presto si aggiungerà l'elettrificazione della linea per Feltre e Montebelluna e non solo, tutto questo per dare risposte alla montagna bellunese. Il popolo bellunese è un popolo eccezionale, però ricordo che 10 anni fa era sempre ma Belluno è dimenticata, ma Belluno, invece voglio ricordare il treno delle Dolomiti che adesso la prossima settimana entrerà nel vivo come discussione, la partita degli ospedali sui quali stiamo investendo fortemente, ve lo posso garantire, chi volesse numeri vediamo i numeri, le Olimpiadi invernali 2026 e molto altro ancora per dimostrare insomma che non è da parte nostra assolutamente dimenticata. Novità anche sul treno delle Dolomiti che collegherà Venezia con Cortina e Dobbiaco, dove Zaia ha chiamato in causa le comunità locali. Il treno delle Dolomiti, la vicepresidente presenterà questo treno durante la prossima settimana e poi il territorio, sindaci e amministratori dovranno anche decidere qualcosa, perché
noi possiamo pensare a un master plan, possiamo pensare a Val d'Ansiei, a Val Boite, possiamo pensare alla Gordino, poi bisogna anche dimostrare che dopo il lamento viene anche la decisione. Tanti progetti quindi per la montagna e il Veneto, con il Presidente che chiede a tutti gli amministratori capacità di visione e ad alcuni politici presenti oggi a Belluno coerenza sugli sbagli, come sulle Olimpiadi di Cortina. La feci e l'esito che ci fu da subito fu, Zaia ci prende in giro, Zaia è una buttata per andare sui giornali, molti politici dissero, no? Il problema è che hanno anche la faccia tosta di presentarsi alle inaugurazioni, poi magari. Presidente che tra i tanti fronti aperti ricorda che quello più importante comunque resta l'autonomia del Veneto. L'autonomia se la debbono dare, l'autonomia anche qui, è finito il periodo di prova per qualsiasi governo, adesso ci vuole l'autonomia. Quindi non ci basta che ci dicano siamo bravi, che facciamo bene le robe, che qui funziona tutto, vogliamo l'autonomia. Allora un viaggio, come dicevamo, chi l'ha seguito, che noi abbiamo raccontato in diretta con i nostri Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto a bordo del treno, allora il racconto di questo viaggio. Ecco, qui prima si girava a gasolio. E questa è l'immagine che racconta da sola il viaggio inaugurale della linea elettrificata da Conegliano a Belluno. Adesso sentite, il rumore è zero. Eccolo qua, Santa Croce. Guardatelo qui sulla destra. Un viaggio iniziato questa mattina da Conegliano con il Presidente che si compra il biglietto e il capotreno che dopo tanti anni promuove la tratta elettrificata. Comodi, silenziosi, ci va già bene, treni nuovi. Più avanti il Presidente con l'assessore ai trasporti Lisa De Berti, regolarmente distanziati, dialogano con i dirigenti di Trenitalia su capienze e contagi. A Vittorio Veneto la fermata si prolunga un po' con il Presidente accolto da una piccola folla di cittadini. Qui sale anche il sindaco Antonio Miato che commenta così la tratta elettrificata. La nostra tratta è senz'altro una cosa estremamente importante anche per valenze di tipo turistico. Alla fermata del lago di Santa Croce immancabile il selfie del conducente con il Presidente. In un attimo si arriva a Ponte nelle Alpi dove le autorità posano vicino alla motrice con il Leone di San Marco. Con il Presidente Zaia anche il Ministro per i rapporti con il Parlamento, il bellunese Federico D'Inca. 46 milioni che si trasformano in elettrificazione, poi ve ne saranno altri 130 milioni di euro per chiudere poi la tratta che da Belluno a Feltre e poi va verso Montebelluna. È un grande momento storico perché vuol dire che si punta sul bellunese, vuol dire che il bellunese è il centro dell'attenzione per il futuro stesso attraverso i Mondiali Sci 2021 e poi le Olimpiadi 2026. Governo quindi ma anche Parlamento con il deputato bellunese Roger Demenec che ha sottolineato l'unità di intenti al di là degli schieramenti politici. Qui oggi c'è l'elettrificazione della ferrovia ma ricordo che ci sono circa 400 milioni sulle strade e abbiamo in cantiere di risolvere insomma tutti i problemi della mobilità, anche quella stradale che dall'uscita della 27 va verso il Comelico e il Cadore. Poi ci rimangono tanti punti neri, il nodo di Belluno, la Gordina verso Agordo, la Feltrina, il raccordo con la Pedemontana. Su queste cose noi dobbiamo avere la capacità di lavorare tutti assieme. E nella puntualità veneta che supera quella giapponese, infine il treno è arrivato a Belluno, dove il coro dei bambini ha accolto le autorità. Adesso la cronaca, una nuova ondata di maltempo nel pomeriggio nella Marca, colpita soprattutto l'Alta Marca, si registrano alcuni danni a Fara di Soligo dove la pioggia insieme a un forte vento hanno causato alcuni disagi, raffiche di vento ma anche grandine come vedete in queste immagini tratto dalla pagina Facebook Meteo Pedemontana Bassano del Grappa, in particolare la caduta di un grosso albero lungo via Brigata Mazzini a Col San Martino, la pianta è caduta sulla carreggiata bloccando il traffico, immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno liberato la strada ripristinando la viabilità. A Carbonera invece la brutta disavventura per un'anziana che si è trovata di fronte i ladri faccia a faccia, li ha messi in fuga urlando e poi i due sono stati identificati. Si è trovata faccia a faccia con due uomini entrati nella sua abitazione a Carbonera. La donna, però 72 anni, non si è fatta prendere dal panico e ha iniziato ad urlare mettendoli in fuga. È quanto accaduto martedì pomeriggio quando un 64enne e un 57enne, entrambi italiani e con precedenti alle spalle, si sono introdotti nella casa della pensionata, forse pensando che in quel momento non ci fosse nessuno, ma hanno dovuto fare i conti con la donna che alla vista dei due estranei ha gridato facendoli scappare. Superato lo spavento, la 72enne ha
chiamato i carabinieri di Strana, che hanno subito dato il via alle indagini per risalire ai 2 uomini fuggiti a bordo di un'auto. Proprio la descrizione del veicolo ha permesso di individuarli. I 2 sono stati denunciati per tentato furto. Era la tragedia dell'omicidio e suicidio di Spresiano, perché domani alle 10:30 nella chiesa parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo di Visnadello l'addio a Bruna Mariotto, la 50enne freddata con il colpo di fucile dal suocero Lino Baseotto, che poi si è tolto la vita. Saranno in moltissimi a salutare la donna, la mamma di una ragazzina di 13 anni. L'intera comunità si stringerà attorno al dolore del marito Claudio, della figlia e della famiglia. I funerali invece di Lino Baseotto, l'81enne che l'ha uccisa e poi si è tolto la vita, si terranno lunedì alle 15 a Lovadina. A proposito di gesti estremi, c'è una comunità sconvolta, quella di Crocetta del Montello, per il gesto estremo e suicidio di Isabella Bandiera. La donna, lo ricorderete, abbiamo raccontato qualche giorno fa, accusata di aver dilapidato l'ingente patrimonio della madre. Il sindaco di Crocetta dice: ha vinto la solitudine, non giudichiamo. Quando mi hanno raccontato la storia mi sono chiesta se fosse successo a me, se alla sua età mi fossi trovata con un patrimonio così grande da gestire e da amministrare, cosa avrei combinato. E quindi forse tutti dovrebbero un po' pensarci e credere che in fondo magari le mancava solo un po' di direzione. È una riflessione chiara e sincera quella di Marianella Tormena, sindaco di Crocetta del Montello, paese sconvolto per la tragica fine di Isabella Bandiera, la 37enne stilista che ha deciso di farla finita nelle ore in cui una tempesta la stava travolgendo. Isabella infatti poco meno di una settimana fa era stata accusata dalla procura di Treviso, sulla base di un'indagine delle Fiamme Gialle, di aver sottratto tra il 2011 e il 2019 1.600.000 euro all'anziana madre, ricoverata dal 2009 in una casa di cura della provincia. Isabella, poco più che ventenne, era diventata la sua amministratrice di sostegno. Quei soldi però sarebbero stati usati per viaggi, alberghi, ristoranti, investimenti vari. L'intero patrimonio in pochi anni era stato letteralmente prosciugato. Da qui l'indagine. Io penso, per me, per come un po' mi hanno raccontato, credo sia proprio una forma di leggerezza. Era una ragazza solare, molto vivace e bisognosa di amicizie. Il peso delle accuse, il clamore, forse la vergogna, per il sindaco anche la solitudine. Quando succedono queste cose ci sia un momento di solitudine, ci sia un momento in cui una persona non trova il bandolo della matassa, in un certo senso, quindi basta così poco per fare queste cose, bastano forse pochi minuti e quei minuti poi ci sono fatali. Nel pomeriggio di sabato, l'ultimo addio nella chiesa di Ciano è il momento del dolore e non del giudizio. Un maxi sequestro di olio per motore di contrabbando proveniente dall'est Europa, è un sequestro della Guardia di Finanza. Sono state le Fiamme Gialle trevigiane nel corso di un controllo di routine a scoperchiare un contrabbando milionario di olio per motore che ormai andava avanti dal 2014 e che al termine di una complessa indagine ha portato alla denuncia di 3 amministratori di società attive nel commercio di accessori e ricambi auto tra le province di Roma e Latina. La vicenda comincia al casello autostradale di Venezia Est. È qui che i finanzieri fermano un auto articolato proveniente dalla Slovenia con a bordo oltre 23 tonnellate di olio motore confezionato nelle classiche lattine da 1, 2 e 5 kg dirette in un deposito fiscale del latinense. Fin qui nulla di strano, se non fosse che dal controllo emerge che il deposito non è autorizzato allo stoccaggio di oli lubrificanti di provenienza comunitaria e che l'impresa acquirente è priva della licenza fiscale per commercializzare prodotti sottoposti a imposta di consumo. Da qui il sequestro sia del mezzo che del materiale e la conseguente indagine coordinata dalla Procura di Treviso, poi denominata Olio Extra. Nuove perquisizioni fanno emergere un meccanismo rodato, oliato visto le circostanze. Si scopre che in 7 anni le imprese coinvolte hanno contrabbandato con l'Est Europa 240 tonnellate di olio motore per un valore di 3 milioni, evadendo circa 124.000 euro di imposta. La parte sequestrata, oggi a disposizione, pari a 35 tonnellate, è stata affidata ai vigili del fuoco del Veneto e del Lazio per la manutenzione dei mezzi di soccorso. Pochi istanti di pubblicità e torniamo subito. Rieccoci in diretta, ripartiamo dall'economia. Costo delle materie prime e assenza di manodopera in alcuni settori sono i problemi che affliggono l'economia nella prova della ripartenza. L'analisi del
presidente della Camera di Commercio di Unioncamere Veneto Mario Pozza, che punta al bis proprio alla guida della Camera di Commercio. L'economia sta tirando, c'è un'incognita che è quella legata all'aumento delle materie prime, c'è un'altra incognita che è quella legata al reperimento di manodopera qualificata. Queste le incognite nei giorni della ripartenza messe in fila dal presidente uscente della Camera di Commercio Mario Pozza alle prese con il bilancio di fine mandato. Proprio il nodo dell'occupazione è uno dei più urgenti quanto paradossali per un'economia che si sta ripartendo ma che il Covid ha fiaccato soprattutto nel turismo e nella ristorazione. Se ho un reddito di cittadinanza che ti dà la possibilità di stare a casa, preferisci stare a casa che eventualmente andare a lavorare, da una parte. Dall'altra ci sono delle opportunità, ma però non ci sono le condizioni, perché non so, qui mi rivolgo ai stagionali, sento che tanti stagionali si lamentano che hanno trovato un lavoro però non trovano la casa nelle località turistiche, oppure la trovano a caro affitto e quindi non vale la pena. Un presente complicato e un futuro da costruire per la Camera di Commercio di Belluno Treviso, con la consapevolezza di quanto fatto nell'ultimo quinquennio, segnato dal taglio del 50% ai diritti camerali a fronte di nuove competenze come in materia di turismo. C'è stata poi la fusione tra gli enti di Treviso e Belluno, l'emanazione di bandi e la concessione di contributi, dal digitale alla promozione della legalità. 17 milioni che hanno generato investimenti per oltre 60, senza contare l'accesso al credito con il sostegno ai confidi. Intanto il sistema camerale segna un punto a favore nella diatriba contro lo Stato, che negli anni ha introdotto prelievi forzosi sui risparmi ottenuti proprio dagli enti. In autunno si va davanti al giudice costituzionale, una partita che per le Camere di Commercio venete vale 5 milioni di euro all'anno. I soldi raccolti dalle imprese tramite il diritto annuo alle Camere di Commercio devono restare nel territorio. Non è possibile che noi finanziamo il bilancio dello Stato con i risparmi creati nella nostra organizzazione. Questioni aperte che Mario Pozza intende portare avanti con un secondo mandato. Il Consiglio per la nomina del nuovo Presidente è stato fissato con delibera regionale al 22 giugno. Al momento Pozza è l'unico nome in corsa, perlomeno ufficialmente, e lui gioca a carte scoperte. Sembra che le condizioni ci siano, però aspettiamo il 22 dopo la riunione del Consiglio. Domenica la festa di Sant'Antonio, mancano soltanto 2 giorni. Come sapete il gruppo Media Nord-Est seguirà l'intera giornata di festa dall'alba, dalle 5:30 del mattino fino alle 22:30 di sera, l'apertura e la chiusura della porta della Basilica del Santo e l'attraversamento poi della reliquia che da Venezia torna dopo 300 anni a Padova, ma c'è anche la festa ovviamente di tutto il Veneto, tutti i fedeli veneti, non solo i pellegrini che andranno a Padova, anche San Biagio di Callalta si festeggia Sant'Antonio, a San Biagio nella chiesa c'è una reliquia del santo. La devozione per Sant'Antonio va ben oltre i confini della città di Padova, pronta domenica a celebrare la festa del 13 giugno con una lunga giornata ricca di momenti significativi. Un santo amato in tutto il mondo e che in ogni chiesa del Veneto vede uno spazio a lui dedicato. Un legame che si fa ancora più forte a San Biagio di Callalta, dove la comunità è particolarmente devota al santo. Nella chiesa del paese, custodita in una teca, una reliquia di Sant'Antonio, simbolo di questo amore tra il comune trevigiano e il religioso. Qui a San Biagio in particolare la devozione per Sant'Antonio è particolarmente sentita, la gente è devota, si reca il santo a Padova lungo tutto l'anno. Quest'anno la comunità ha deciso di vivere la festa antoniana come simbolo di rinascita dopo un periodo difficile a causa della pandemia. Che possa essere anche di rinascita e di speranza nuova. Le celebrazioni inizieranno domani alle 18 con la messa. A seguire ci sarà il rosario animato dai bambini e alle 20:30 un'altra liturgia. Domenica a partire dalle 7 diversi momenti di preghiera per ricordare la figura di Sant'Antonio, considerato il santo degli oggetti smarriti, che quest'anno potrà aiutare a ritrovare un valore andato perso nell'ultimo periodo. Per ritrovare il senso della comunità e dello spendersi per la comunità. Sant'Antonio lascia questo messaggio, lui si è battuto per la città di Padova, rischiando in primis, rischiando della sua vita, e allora credo che dobbiamo ritrovare proprio questo senso di comunità per il quale noi siamo disposti a spendere un po' del nostro tempo. Il tempo invece meteorologico, quale sarà nelle prossime ore? Ce lo dice come ogni venerdì il generale Iannicelli.
Finalmente l'anticiclone delle Azzorre ha deciso di spingersi verso di noi, non con molta forza, però tanto è sufficiente per proteggerci dal grosso dei sistemi perturbati. Naturalmente affluisce un po' di aria umida, si sente un po' nell'atmosfera e nella velatura del cielo, quindi prevediamo per sabato e per domenica cielo in prevalenza sereno. Abbiamo detto nelle prime ore un po' di velatura del cielo, nel pomeriggio delle attività cumuliformi ma dovute anche al caldo, cumuli che potranno essere più intensi a ridosso dei rilievi. La settimana seguirà su questi binari, quindi non ci dovrebbero essere fenomeni di precipitazione, quindi cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso, fatto salvi, come ripeto, un po' di cumuli e un po' di velatura del cielo. A fine della prossima settimana, ma questo lo confermeremo, ci potrebbe essere un temporaneo peggioramento, ma ripeto, questo è tutto da confermare. I venti sono deboli, di direzione variabile, le temperature sono cresciute, l'abbiamo sentito, le massime intorno ai 30 gradi, le minime dai 18 ai 20 gradi. L'Alta Adriatico è previsto quasi calmo, poco mosso. È tutto. Adesso noi andiamo nel bellunese. E più specificatamente proprio a Belluno abbiamo visto la giornata intensa, la mattinata intensa del governatore Zaia, che è partito da Conegliano ed è arrivato a Belluno proprio con la nuova linea elettrificata Conegliano-Belluno, e poi si è spostato, l'abbiamo seguito in diretta, all'ospedale di Belluno per un'altra importante inaugurazione. Vediamo. Oltre 2 milioni di spesa per nuove tecnologie sanitarie. Inaugurato presso il nosocomio di Belluno, alla presenza del presidente della Regione Veneto Luca Zaia, un tomografo computerizzato di nuova generazione. Si tratta di un'apparecchiatura in grado di acquisire ampi volumi anatomici in un'unica scansione, consentendo di valutare in una sola acquisizione diverse casistiche e permettendo tra l'altro di escludere la complicanza da Covid-19. Tale tipo di funzione è possibile solo con apparecchiature di ultima generazione con almeno 8 cm di scansione e che non necessitano di terapia farmacologica per ridurre la frequenza cardiaca del paziente che vi viene sottoposto. Sono due tecnologie importantissime perché portano questo ospedale a un upgrade uguale a tanti ospedali anche di maggior dimensioni della nostra regione, e quindi stiamo offrendo ai professionisti che operano in questo territorio delle apparecchiature sicuramente complesse che danno tantissime informazioni, e loro dovranno studiare e applicare, dovranno mettere in pratica le loro abilità per dare un risultato al cittadino migliore, più approfondito e anche qualitativamente superiore. E poi l'aggiornamento evolutivo di uno dei 2 acceleratori della radioterapia mediante l'accoppiamento con tubi radiogeni, in modo di ottenere sia immagini planari 2D analoghe a quelle radiologiche che acquisizioni tridimensionali di elevata definizione, consentendo una maggiore e sensibile precisione della registrazione delle immagini acquisite. Novità che permettono di portare la radioterapia di Belluno ad uniformarsi con gli elevati standard regionali. E poi al Museo Civico di Belluno è finalmente aperta al pubblico la Sala degli Spadai, allestita al secondo piano di Palazzo Fulcis. Palazzo Fulcis e le spade prodotte ai tempi della Serenissima. L'esposizione, ora visitabile, permette di vedere diverse armi bianche allo scopo di illustrare la produzione degli spadai nel territorio compreso tra la Val Belluno e la Pedemontana, vero e proprio distretto proto-industriale ante litteram. Lo scopo della sala è quello di raccontare la produzione appunto di spade nel bellunese, entrando nello specifico dell'intera filiera, dalle miniere fino alla spada completa, ai mercati toccati dai prodotti degli spadai. Il nucleo principale è costituito da 28 manufatti tra spade, armi in asta, un fodero e una targa, quasi tutti facenti parte della collezione di Teodoro Correr, poi donata alla città di Venezia alla sua morte nel 1830. Qui abbiamo scelto un nucleo di armi che provengono dal Museo Correr di Venezia, ci sono state concesse in comodato e che rappresentano le diverse tipologie, in maniera abbastanza esaustiva, le diverse tipologie di armi che venivano prodotte in questo territorio, che comprendeva sicuramente la città di Belluno, ma anche altre città della Val Belluno, da Formegan, appunto vicino a Santa Giustina, Feltre, Fonzaso.
Le spade, le cui lame erano il prodotto principale delle fucine degli spadai, spaziano cronologicamente dal XIII fino al XVII secolo e geograficamente, per la loro commercializzazione, dal Veneto al Marocco. A tutto questi importanti reperti si chiude il telegiornale, vi lascio al meteo, arrivederci. Lasciati ispirare dai nostri pavimenti e rivestimenti R di bagno. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aroncade, Treviso. Bentrovati al meteo. Nel weekend scoppia l'estate, anticiclone in rinforzo, dunque maggiore stabilità atmosferica e temperature in aumento. Il dettaglio di sabato 12 giugno. Sul Veneto la grafica ci mostra una situazione del tutto tranquilla e infatti la giornata sarà asciutta e caratterizzata da un ampio soleggiamento su tutti i settori della nostra regione. Il cielo si presenterà sereno o al massimo velato, senza piogge associate. Temperature come detto in aumento e clima via via più caldo, minime tra 15 e 20 gradi, valori massimi invece tra i 26 e i 32 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui bel tempo con tanto sole ovunque, cielo terso e limpido e non sono previste precipitazioni. Temperature minime tra 17 e 19 gradi, massime sui 26-30 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui non cambia lo scenario, vediamo che sarà soleggiato, c'è lo sgombro da nubi ovunque. Temperature minime intorno ai 15-17 gradi, massime sui 30-32 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Lasciati ispirare dai nostri pavimenti e rivestimenti R di bagno. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aroncade, Treviso.